Allora, i video che noi facciamo sono... Ecco qua, Marta. Ciao! La chiami? No, adesso non è il momento di giocare. Vai. I video che noi facciamo sono video informativi, nel senso cerchiamo di spiegarvi un attimino il percorso che stiamo per iniziare. Sono divisi in tre punti. Allora, prima l'introduzione di quello che sarà il percorso, poi ci sarà un video informativo di quello che troverete durante il percorso e alla fine ci sarà una spiegazione sulla mappa del percorso che noi abbiamo fatto. Quello che vorremmo fare è essere utili agli escursionisti che vedono i nostri video e prendono come spunto questi percorsi per capire come farli, quando farli e soprattutto anche se farli, insomma se piacciono oppure non piacciono. Faremo l'anello del Monte Lupo da Predaia. Allora abbiamo come dislivello 700 metri. Qua dicono 4 ore e 15 minuti come tempo totale per il giro. Il mese consigliato febbraio e marzo. Allora, segna via CAI 974, carta topografica, la tabacco numero 12. Quello che noi abbiamo fatto. Non utilizzeremo la carta tabacco perché ce la siamo dimenticata a casa. In compenso comunque avevamo questa cartina che spiegava dettagliatamente il percorso in tutti i suoi punti. Vai Cri. Allora, abbiamo parcheggiato la macchina a Predaia. Da qui si inizia subito il percorso, che è decisamente in salita. Tutto questo pezzo qua è in salita. Dal 2 al punto 3, no, anzi anche al punto 4, è un saliscendi In cresta. in cresta. Molto bello e panoramico. Questo punto qua è abbastanza esposto. Mm. Una volta arrivati alla Forcella Vallata, si può raggiungere il San Daniele del Monte, dove c'è una selletta molto panoramica, 360 gradi.
Poi riscendendo prendiamo il sentiero 974A, che è tutto in discesa e tutta questa zona qua è decisamente esposta, quindi non è consigliabile per chi soffre di vertigini. Questo pezzo è in mezzo al bosco e invece l'ultimo pezzo è su strada asfaltata, di una strada secondaria, quindi non è tanto trafficata, e si ritorna alla macchina. Benissimo, il sentiero noi lo consigliamo perché comunque è segnalato bene in ogni suo punto, è molto panoramico, è piacevole, è vero che ci sono 2 salite importanti, però ne vale la pena farle e affrontarle, ecco. E con questo il video finisce qui, noi come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto, e ci spieghiamo un po' alla cavolo, però perdonateci, con il tempo miglioreremo e vi aspettiamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao da Cristina e Gianluca.